Ciao, mi chiamo Nadia, ho 37 anni e faccio l'assistente al marketing e alla comunicazione e mi occupo anche di congressi. Lavoro per la società Prima Idea Offshore SRL, una società multisettoriale che si occupa soprattutto di marketing, comunicazione e di aiutare le piccole e medie imprese sarde italiane a poter esportare all'estero. È molto interessante come lavoro perché mi occupo di aiutare alla realizzazione di piani di comunicazione, piani di marketing, inoltre mi occupo anche di social web marketing, una materia per me nuova che mi permette di poter scrivere degli articoli all'interno delle varie piattaforme social, anche perché mi piace molto scrivere, quindi ritengo che questo sia un lavoro davvero creativo. Inoltre l'azienda organizza anche dei congressi sia per enti pubblici che per enti privati e quindi io spesso, non sempre, collaboro anche all'organizzazione dei congressi stessi. Sono entrata in questa azienda attraverso un tirocinio organizzato da parte della Regione Autonoma della Sardegna, tipologia over 30, ossia rivolto alle persone inoccupate o disoccupate che hanno superato i 30 anni di età. Mi sono rivolta presso il Centro per l'Impiego di Cagliari e un'impiegata molto gentile mi ha detto che c'era la possibilità di effettuare questo tirocinio per riaffacciarsi al mondo del lavoro. Infatti io, anche se ho sempre lavorato per tanti anni, mi trovavo all'estero, ero emigrata all'estero per circa 5 anni, ho lavorato in Francia nel settore turistico, poi ho sentito il richiamo della mia terra, della Sardegna, ho deciso di tornare e di provare a vedere se c'erano delle opportunità lavorative. Così che mi sono immediatamente recata al Centro per l'Impiego e gli impiegati mi hanno detto che c'era la possibilità di effettuare questo tipo di tirocinio. Allora a quel punto io ho scelto un'azienda che era di mio interesse perché avrei voluto allargare i miei orizzonti anche nel mondo del marketing e della comunicazione. Secondo me questo tirocinio può essere molto utile alle persone che ormai da tempo come me hanno superato i 30 anni e che per un motivo o per un altro non stanno lavorando, soprattutto alle persone che come me provengono dal settore turistico, che è un settore, come ben sappiamo, è legato alla stagionalità, per cui può capitare che durante l'inverno, soprattutto in Sardegna, non si lavori perché si lavora soprattutto nel periodo primavera-estate e quindi magari nei mesi invernali, piuttosto che aspettare che finisca l'inverno, arrivi la primavera-estate, si può invece tenersi occupati cercando di aumentare le proprie competenze anche in altri settori non per forza turistici, perché non dimentichiamolo, questo tirocinio permette anche di avere una maggiore visibilità perché si entra a contatto con aziende, nel mio caso in particolare, siccome lavoro in un ufficio di coworking, non c'è solo l'azienda per cui lavoro, ma anche altre aziende con le quali è utile scambiarsi idee, si ha comunque una certa visibilità dove si possono far vedere quali sono le proprie competenze. È molto interessante lavorare in coworking. Il coworking è un sistema attraverso il quale diverse aziende di vari settori si trovano a lavorare negli stessi uffici e a volte si può creare anche una sinergia tra le persone delle aziende diverse perché ci può essere uno scambio di idee e quindi un ambiente multisettoriale che mi permette di poter essere anche più creativa perché principalmente il mio ruolo è quello di occuparmi di comunicazione e di marketing, ma spesso se per esempio ho qualche carenza in campo informatico per quanto riguarda i siti web, allora mi posso rivolgere magari al collega che è un informatico vero e proprio, viceversa se lui vuole qualche traduzione in inglese da parte mia posso aiutarlo, quindi è molto interessante per questo scambio di idee e poi tra l'altro si socializza anche perché per esempio abbiamo anche una sala pranzo o cucina dove si può mangiare tutti insieme, quindi penso che sia anche un ottimo modo per socializzare e non stare a casa isolati. Consiglio di cercare un'azienda in un settore che piace perché io per esempio ho cercato un settore per me nuovo e sono molto contenta di questa scelta perché sono nate anche in me delle nuove idee. Per esempio mi piacerebbe anche occuparmi in futuro di valorizzare il made in Sardegna per le esportazioni estere, dove ci sono molte potenzialità. Io ho anche un approccio molto tradizionalista alla comunicazione, penso che la comunicazione più bella sia quella reale tra le persone, tra gli esseri viventi. Ecco perché mi piacerebbe in futuro partecipare anche a dei convegni all'estero, perché penso che la comunicazione reale dia molte più soddisfazioni. Ciao a tutti, vi auguro buon lavoro.